Bene, buonasera a tutti e a tutti, grazie per essere arrivati numerosi a questa prima iniziativa per l'80° anniversario della zona libera del Friuli orientale. Prima iniziativa alle quali seguiranno domani e dopodomani le altre due, e poi nel mese di ottobre ci saranno altre iniziative che si svolgeranno in comune di Artemis. Ringrazio le amministrazioni comunali di Nimis e di Artemis per aver sostenuto questa idea progettuale e invito qua i rispettivi sindaci a dare un indirizzo di saluto. Buonasera a tutti, mi piacerebbe essere sindaco di Nimis, ma sono solo sindaco di Fredis e quindi benvenuti nel nostro comune. Siamo lieti di ospitare questa manifestazione, o meglio questa presentazione di un libro importantissimo, un libro che al quale c'è un preludio, c'è un quadro che qui è stato dipinto e regalato alla nostra amministrazione diversi anni fa e che c'è già raccontava questa storia, una storia che io ho scoperto solo l'altro anno. Qui il Signore ci sta guardando. Una storia che veramente mi ha commosso del profondo, perché raccontata da uno delle persone strettamente legate a questo evento, il sindaco di Terzo d'Aquileia, che mi ha raccontato un pochino quello che è successo effettivamente, quanto la gente riesce in un certo punto, di fronte alle difficoltà, di fronte alla tragedia, di fronte a uno scenario. Ragazzi, 80 anni fa Fredis era inguardabile, era un cumulo di macerie che fumava per giorni, un qualcosa che mi rimangono impresse le parole dell'arcivescovo di Udine, che è venuto in visita quella volta lì, non riusciva a guardare, era veramente uno scenario apocalittico. In questo contesto la solidarietà di Terzo d'Aquileia, della Bassa, vi dirò di tutti i comuni a fianco e vicino a Fredis, anche mentre imperversava ancora questa ondata verso Artemis, sicuramente coinvolta, e Nimis successivamente, eccetera, ha portato veramente la desolazione più assurda, che poi è proseguita nei mesi successivi. Questa sera un pochino ripercorreremo quelle tappe che noi, come ha preannunciato la collega, in questo trittico che inizia oggi, domani e dopodomani porteremo un pochino a solennizzare questa ricorrenza degli 80 anni dall'evento tragico e triste, con l'intento di aprire un pochino gli occhi dei più giovani. I più giovani danno per scontate molte cose che all'epoca non lo erano. Quindi prego voi di portare anche a chi non c'è l'eco di questa presentazione, l'eco delle parole di queste signore che in prima persona hanno vissuto e hanno subito un po' le conseguenze di questo anno. Grazie a tutti. Buonasera anche da parte mia, vi porto il saluto non solo dell'amministrazione ma della comunità di Artemis, che ancora una volta ha la possibilità di esprimere la sua riconoscenza per quello che è accaduto 80 anni fa. Siamo di fronte a un paradosso, episodi tragici, la barbarie nazifascista contrapposta invece alla solidarietà, alla fratellanza, all'aiuto nei confronti di chi ha bisogno, che sono poi valori che sono entrati nella nostra Carta Costituzionale. Ecco, secondo me il senso di questo ritrovarsi oggi, ancora una volta, è proprio questo, il desiderio delle persone di esprimere il meglio di sé, anche quando ci sono le pagine più nere della nostra storia. Siamo qui, l'80° della zona libera del Friuli orientale. Ecco, la parola chiave è proprio questa, libera, la libertà. Io sono sicuro che le donne e gli uomini che hanno vissuto quella stagione erano consapevoli che la loro lotta per la libertà
sarebbe costata un prezzo altissimo, e noi abbiamo appunto il dovere di capire che la libertà è stata una conquista e la dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Signora, io la ringrazio di essere qui con noi. Se l'apparenza non tradisce, sono felice che sia anche in buona salute e gliene auguro tanta ancora per poter testimoniare, perché è molto importante quello che lei ci racconterà, appunto testimoniare quello che ha vissuto nel bene, ma anche diciamo nel male che ha dovuto subire durante quel periodo. Buona serata a tutti. Mi scuso col sindaco di Faenza per aver preso un paese per un altro, anche perché l'INPS ha un commissario, da quello che so. Allora, andiamo ad incominciare. Intanto io sono contenta di essere qua assieme a Loretta e anche a Milena Cossar, che è la presidente della sezione Ampi di Aquileia, che ha seguito, ha curato la raccolta di numerose testimonianze su questo fatto, sugli episodi che andiamo a raccontare, ma sono ancora più contenta che ci sia qua anche Flavio Fabroni, che è l'autore di questo libro. È stato poco ultimamente e mi fa piacere, io gli faccio tanti auguri di rimanere ancora in salute e di essere sempre con noi a queste iniziative. Di cosa parliamo? Parliamo di una storia di solidarietà, la storia dei bambini di Artemis, Nimis e Faedis, che nell'autunno del 45 vennero ospitati, chi per alcuni mesi, chi anche per qualche anno, dalle famiglie, per lo più erano famiglie contadine, della Bassa Friulana. Ed è la storia di queste persone che vennero trattate proprio come figli propri, una storia di solidarietà, come vedete, di grande umanità, che assomiglia molto alla storia, magari forse più nota, perché è stato scritto un libro che ha girato per tutta Italia, quella di Viola Ardone, Il treno dei bambini, quei bambini che da Napoli venivano portati nel nord Italia. Però io prima di cominciare così a raccontarvi, a fare delle domande a Loretta, ecco, volevo dirvi che la signora Vilma purtroppo, causa maltempo, diciamo così, lei di solito d'estate viene a Cernieu, la scorsa settimana, siccome non erano belle giornate, è stata riportata a casa dalla famiglia, ma abbiamo una sua testimonianza. Allora, a me tocca farvi un po' il quadro inquadrare storicamente quello che successe in questi paesi. Allora facciamo un passo, io chiederei di mettere la cartina se si vede, se riuscite un po' a abbassare le luci. Allora, questi fatti accadono appunto zona libera nel 1944, però noi sappiamo che l'inizio della guerra, quando la Germania invade la Polonia, siamo nel 1939. Ecco, da quel momento in poi, l'Italia entrerà nel 1940, diciamo che sono già 4 anni quasi di guerra. Dopo l'8 settembre 1943 i territori del Friuli e anche parte della Venezia Giulia vengono inglobati quando praticamente si firma l'armistizio e l'Italia diventa nemica della Germania, la faccio semplice, i territori del Friuli Venezia Giulia vengono annessi al litorale adriatico, mentre la parte sopra, quella che vedete in rosa, dove c'è scritto zona libera della carne dell'Alto Friuli, quella è una zona sempre di operazioni germaniche che viene chiamata zona di operazioni prealpi. Questo per farvi capire come la nostra regione era circondata dai nazifascisti. E ricordiamo anche che, essendo stati annessi al Terzo Reich, noi non rispondevamo più ai Gestapo, ma rispondevamo ai Gauleiter.
e quindi eravamo amministrati direttamente dai nazisti. Detto ciò, vorrei anche ricordare che la resistenza in Friuli nasce molto prima dell'8 settembre, nasce a marzo del 1943, proprio in zona Canepola, dove nasce il primo distaccamento Garibaldi, che è la prima formazione partigiana in Italia. Arriviamo brevemente a queste zone libere. Nell'estate del 44 nascono e si sviluppano nell'Italia del Nord, ma anche in centro Italia, penso all'Umbria e penso all'Emilia Romagna, dei territori chiamati appunto zone libere, di varia estensione, perché c'è quella della Ossola, c'è quella della Liguria, poi ne abbiamo qualcuna in Lombardia, e anche come durata e caratteristiche di tipo amministrativo sono leggermente diverse una dall'altra. Possiamo dire che queste esperienze segnarono una pausa che fu relativamente breve dalla dittatura nazifascista, ma che rappresenta quello che è il sorgere in forma embrionale e con caratteristiche, come ho già detto, diverse, di forme di partecipazione democratica, e quindi sono dei segni che dopo vengono trasferiti nella nostra Costituzione e di conseguenza anche nella Repubblica Italiana. In ogni luogo i comitati di liberazione promuovono elezioni di giunte e sindaci e la formazione anche di delegazioni civili, fino a promuovere vere e proprie giunte di governo che hanno potere legislativo, come ad esempio è avvenuto nella zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli, dove il potere militare era separato dal potere civile. Cosa vuol dire questo? Che l'amministrazione e la legislazione era affidata a una giunta di civili, mentre le forze partigiane erano a protezione di quello che succedeva intorno al loro territorio, no? Quindi forza militare che viene espressa dalle formazioni partigiane, ma anche una maturità democratica delle stesse, quando demandano al CLN e alla popolazione l'amministrazione dei territori liberati. Cosa succede in Europa? Che nell'estate del 44 sul fronte orientale l'Armata Rossa, dopo aver vinto la battaglia, che è stata una battaglia sanguinosissima, come sapete, di Stalingrado, avanza e arriva nei territori vicino alla Prussia, mentre a sud si sta ricongiungendo con l'esercito di liberazione jugoslavo. In ottobre, con la partecipazione anche delle formazioni partigiane italiane, che sono costituite da militari sfangati dopo l'8 settembre, che vogliono evitare la deportazione, viene liberata la città di Belgrado. Intanto, nello stesso momento, c'è lo sbarco in Normandia e ad agosto del 44 Parigi viene liberata. In Italia, Roma, nel giugno del 44, anche Roma viene liberata e gli eserciti anglo-americani, assieme al corpo volontari del corpo di liberazione italiano, risalendo l'Italia, si blocca sulla linea gotica, dove appunto si erano bloccati perché fermati dai nazisti. In questa momento, chiamiamolo così, felice sia per la popolazione che anche per gli eserciti, Radio Londra diffonde con insistenza questo messaggio al movimento partigiano: state pronti perché adesso è il momento di dare il colpo decisivo ai nazifascisti. Per questo iniziano anche a intensificarsi anche i lanci da parte delle forze alleate, soprattutto da noi delle missioni inglesi, per rendere proprio più efficace l'azione militare. E quindi in questo momento si diffonde anche tra la popolazione, oltre che tra i combattenti partigiani, un certo ottimismo. In questo momento appunto nascono questi territori liberati in tutta Italia, dalla Liguria al Friuli, ma anche, come ho detto prima, in territorio emiliano e in Umbria, proprio alle spalle della linea gotica. La realizzazione
della zona libera del Friuli orientale viene decisa dal comando della brigata garibaldina che già opera sul Coglio. Il territorio da occupare e liberare viene individuato tra la parte che confina coi fiumi Natisone e Torre. Ma perché la brigata Garibaldi ha deciso di costituire questa zona libera partendo dal Coglio per arrivare fino qua? Noi sappiamo che la popolazione di queste vallate viveva un momento, diciamo, di miseria, era una vita dura, era difficile sopravvivere in questi territori. L'economia era pura sussistenza di un territorio che era diventato ostile, dove non erano disponibili campi agricoli per le coltivazioni, le famiglie vivevano di quello che c'era nell'orto o delle bestie che avevano nelle stalle, e quindi, diciamo, era un momento veramente delicato. Se noi guardiamo però all'attualità di oggi, vorrei fare anche questa riflessione, le condizioni sono senz'altro migliorate, ma queste aree assistiamo a uno spopolamento di queste aree, soprattutto nelle valli del Natisone. Noi dobbiamo dire che anche la scelta dei partigiani di mettere in relazione questi territori fra di loro era diciamo, una scelta strategica. Perché? Perché c'era la necessità di favorire il collegamento con le forze partigiane che operavano in Carnia, e vedete che siamo abbastanza vicini, c'erano le vie, proprio le strade per poter andare in Carnia e poter andare anche di là. E poi è importantissimo portare insidia nei collegamenti logistici delle formazioni nazifasciste, quindi dovevano essere sabotate le vie di comunicazione stradali che erano dirette verso l'Austria e la Slovenia e i Balcani, e quindi rendere precari questi collegamenti ferroviari, anche quelli, diciamo, della Ponte Bana, di modo che erano importantissimi proprio per i rifornimenti di armi, munizioni e viveri. Quindi vediamo che nell'estate, tra luglio e l'agosto del 1944, le forze partigiane aumentano di numero perché ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi giovani che per sfuggire alla leva obbligatoria entrano nelle file partigiane. Si forma così una seconda brigata garibaldina che si attesta in zona Nimis, affiancando la brigata Osoppo, che era invece diciamo, dislocata verso Artemis. Sotto la supervisione degli ufficiali della missione inglese vengono istruiti questi partigiani, si crea anche un battaglione che sapeva usare bene gli esplosivi, e diciamo, riescono finalmente, viene istituita una scuola, una compagnia mortaisti, perché appunto c'era questo battaglione scuola che era costituita da 81 persone e da alcuni guastatori. Si vengono a costituire anche i servizi di intendenza, di sanità, di polizia, un autoparco, un ospedaletto e una sartoria, nella quale le ragazze di Faelis e del canale di Grivò confezionavano abbigliamento per i partigiani. A metà di agosto, grazie anche all'apporto della missione britannica, nasce il primo comando unificato Garibaldi-Osoppo, e questa è una grande lezione per la zona libera del Friuli orientale, perché rappresenta l'unità delle forze partigiane anche a livello politico. In questa zona, oltre ai partigiani italiani dell'Osoppo e delle Garibaldi, troviamo anche un battaglione sloveno, e questo in qualche modo deve essere una lezione che anticipa gli ideali fondanti della comunità europea, secondo me. Cosa succede in agosto? Si comincia a eliminare il presidio di Povoletto, poi quello tedesco di Vedronza, poi si occupa Nimis, e qua ci sono oltre 10 giorni di battaglia in cui le formazioni i battaglioni Verrucchi, Tarcento e Manin, che sono comandati da Gino Lizzero, che aveva il nome di battaglia Ettore, e sono sostenuti dalla compagnia
dei mortaisti e dal battaglione guastatori dell'Ausoppo, che erano comandati da Berto, riescono, diciamo, a liberare questa zona. Questa zona è delimitata, come ho detto, dal fiume Natisone e dal Torre. Comprende 6 comuni: Caipana, Lusevera, Limis, Artemis, Faedis e Torreano. Si avvicina abbastanza a Cividale e anche a Udine, quindi erano zone, diciamo che era molto importante questo, perché era una protezione sia per la stessa città di Udine che anche per Cividale. È una zona che conta circa 20.000 abitanti, 70 km quadrati. Funziona, diciamo, si riescono grazie agli ordini, alle indicazioni del CLN Alta Italia, del Corpo Volontari della Libertà, si crea un comitato di organizzazione diciamo, perché avvengano le elezioni, che si svolgono a Nimis col suffragio universale maschile e ad Artemis solo per i capifamiglia. Negli altri comuni per questioni anche di tempo non si riescono a svolgere le elezioni, ma diciamo, fu il CLN locale a nominare i vari sindaci. Questa esperienza, come abbiamo detto, dura pochi mesi, perché 27, 28 e 29 di settembre, giorni come oggi, cominciano gli attacchi, arrivano le truppe tedesche, fasciste, e assieme ai cosacchi cominciano a incendiare i paesi. È, come ha detto il sindaco Ballo, una vera e propria catastrofe. Io ho qua dei dati. Si dice che l'inventario fu tragico. Ad Artemis e frazioni, forame subito racchiuso, furono bruciate 150 case e 118 rustici. Furono trucidati 13 civili e 41 deportati. A Nimis e frazioni, le case bruciate furono 452 e 318 i rustici. I civili trovati sul posto, soprattutto giovani, ragazze e ragazze, 24 ragazze e circa 64 ragazzi, vennero rastrellati e deportati. Quindi noi sappiamo che i lanciafiamme fecero il loro sporco lavoro, non lasciando in piedi nessuna casa, e poi vedremo anche qualche immagine. E cosa succede? Queste persone senza niente vengono, diciamo, aiutate da altre persone che forse stavano un po' meglio a livello economico, ma che avevano una tradizione, una forte tradizione solidaristica, anche perché, diciamo, c'era una formazione molto forte da parte del Partito Comunista e delle donne dell'UDI. Allora io chiedo innanzitutto a Milena, poi faccio parlare Loretta, perché Loretta dopo parte e racconterà tutto. Però prima mandiamo la testimonianza di... Sì, chiedo scusa. Così entriamo, sì, ok. La mia famiglia eravamo in 4, io, papà e mamma e una sorella che è nata nel 1943, in piena guerra. Eravamo poveri, nel senso vivevamo, non so nemmeno io, c'era sempre da mangiare solo polenta, patate, avevamo 2 capre e un maiale. Quello ricordo benissimo, che durante la guerra con la corda si portava su per il bosco, perché arrivavano i cosacchi e portavano via tutto. Noi avevamo sempre partigiani in casa, erano sul granaio, era pieno sempre, se non era Tito era Osoppo, se no sempre partigiani. E quando si vedeva venire su, perché era bel pulito, no? Si vedeva la strada da Nimis, vedevamo venire i cosacchi oppure gli SS. Questi partigiani saltavano giù dalla finestra
Noi prendevamo il maiale e su per il bosco. Mia sorella nella gerla, era piccolina, e si scappava sempre, sempre. Monte Croce c'è stata una grande battaglia e si trovavano sempre coi SS, venivano, SS, io ripeto, parlavano sì, un po' non italiano, ma io ricordo gli SS erano anche friulani. Sì, sapevano sempre che noi qui avevamo i partigiani. Il mio papà era ferito di guerra, mio papà. Mio papà mi ha detto, Vilma, scappiamo. La mamma sta qui con la Silvana, che era la mia sorellina, e siamo scappati per i boschi, siamo andati a Montemaggiore. A Montemaggiore ricordo benissimo, perché la mia mamma era di Montemaggiore. C'era il prete che mio papà conosceva e lui aveva contatti con Tarcento, Pregusto, mi ricordo, e ci ha detto, state qui, Nimis sta bruciando. Difatti Nimis è bruciato completamente. Siamo stati su 3 giorni, senza sapere niente, si era bruciata questa casa. Fortuna che la mia nonna era una donna di grinta, una friulana vera, ha appena cominciato a fumare lì il toblat, il fienile, lei ha buttato dentro acqua, insomma, appena andati gli SS è riuscita a spegnere. Noi siamo venuti giù da Montemaggiore con mio papà dopo 3 giorni, per i boschi, tutti i boschi che vedi in giro dalla parte di là. E il mio papà ha detto, andiamo a casa a vedere casa nostra cosa c'è. Perché non sapevamo se la mia mamma era viva, non sapevamo niente. Per fortuna mia mamma c'era, mia nonna c'era e mia sorellina c'era. Non avevamo più niente. A cui lei ha fatto questa cosa bellissima, perché queste persone avevano terra, noi non avevamo niente. Eravamo spogliati di tutto. Io facevo da qui a Tarcento per i boschi, facciamo il conto quanti chilometri? Non c'era sale, non c'era zucchero, non c'era pane. E io andavo con le mie castagne, vendevo le castagne e con la tessera portavo a casa quello che mi davano. Magari pensata a cui lei si è offerta di prendere questi bambini, non in adozione, ma momento di respiro per noi. E io non ci ho pensato 2 volte. Ho detto sicuro, vado. Vado. Sempre si sa per mangiare, no? Di avere magari la colazione, il pranzo e la cena, perché qui c'era niente. Noi non avevamo campi, solo boschi e qualche pezzettino qui giù che mio papà metteva le patate. Come siamo partiti da Nimis, siamo partiti con un cambio, con 2 panchine, era un cambio di militare. C'era una panchina per parte, no? Siamo andati a Aquileia cantando Bandiera Rossa. Siamo arrivati a Aquileia, siamo andati lì piazzale della chiesa e c'era lì le signore che avevano fatto domanda di ospitare questi bambini. E la famiglia Fonzar voleva un maschietto perché avevano già 2 bambine, c'era Loretta e Lidia, la figlia di suo zio, insomma erano 2 fratelli in famiglia, era una grande famiglia, grandissima, e nonna Rosa che faceva da mangiare, lei era la regina della casa. Siamo arrivati a Aquileia
ognuno, non so se avevo una borsina con qualcosa, so che non avevo niente. Le scarpe non esistevano le scarpe. La mia mamma faceva quei famosi scarpezzi, tutte le donne, le signore hanno preso una bambina, un bambino, quello che hanno chiesto. A me non mi prendeva su nessuno, perché mamma Olimpia voleva un maschietto, no? E allora io mi ricordo mi sono messa lì da una parte e ho detto adesso tra di me cosa farò? Tornerò a Pecolle? No, mi sono messa a piangere e allora la mamma Olimpia è diventata mamma, mi ha fatto così con le mani, io anche, e mi ha portato a casa. Sì, mi ricordo come fosse adesso questo gesto qui. In via Santo Stefano era la casa, una grande casa, ricordo benissimo, era una sala che si entrava dentro, un tavolo grandissimo, eravamo in tanti. Non ho pianto mai, mi ricordo che ero contenta perché vedevo le persone, cioè allora qui ho vissuto con la guerra, era una brutta cosa, no? Sempre spari, partigiani, SS, sempre solo spari, è brutto, è brutto. Là ormai la guerra è finita, ho visto la pace, ho visto una famiglia nella quale si cucinava. C'era nonna Rosa, cucinava perché avevano tanta terra e le donne lì, tutti lavoravano. E lì mangiavo, avevo da mangiare. Ero contenta, non mi veniva in mente la mia casa, no. Ero in seconda qui, là mi ricordo che mi hanno fatto fare delle domande, qualcosa, e mi hanno passato in terza. E sono venuta a casa con fine terza. Mi ricordo con Lidia, la cugina di Loretta, andavamo per i campi a cercare le corniole. Cosa erano? Erano dei sassolini che poi si faceva qualcosa di bigiotteria, le corniole, perché Aquilea è stata, no? E aravano e noi cercavamo sti sassolini, oppure sempre con Lidia andavamo a raccogliere il radicchio e lo portavamo a vendere e con questi soldini che ci davano, che erano poi piccole cose, era un botteghino che aveva verdura e frutta e mi ricordo ci davano le carube. Mi ricordo nonna Rosa, passato un po' di mesi che ero lì, mi aveva dato la mansione di raccogliere le uova. Mi ha dato il cestino perché loro avevano animali, avevano anche cavalli, che poi l'ho fatto anche scappare uno. Allora erano i grandi, erano tutti nei campi, no? Mi ha dato il cestino, mi ha detto vai a raccogliere le uova, vai anche in stalla, vai con la scala sopra, che le galline facevano un po' dappertutto, c'era fieno, no? E io ho lasciato la porta aperta. È scappato un cavallo. È scappato e ha preso proprio il viale lì dove era la casa, poi c'era la strada, no? Fino a terzo l'hanno preso. E io sono scappata per i campi. Sono scappata per i campi perché ho detto, Madonna, che guaio ho combinato. Adesso cosa mi rimandano a casa? Non mi vorranno più qui. Ero spaventatissima, figurati. E invece no, è corso dietro sto cavallo, mi sembra un motorino, una vespina, si chiamava Tarquinio, e ha preso sto cavallo a terzo.
mi ricordo. E invece di gridarmi, no, mi facevano ancora più le coccole. Sì, per non farmi sentire in colpa. Nonna Rosa faceva le anguille, no? Con la polenta. Pensavo che erano le bisce nere. Non potevo mangiarle. Non potevo mangiarle. Allora via la pezzo di anguilla e con la polenta mangiavo solo il sughetto, no? Quello proprio non mi... l'unica cosa che non... Però sono stati super bravi con me. Sì. Ho messo su anche qualche chilo perché qui non c'era, là almeno poi loro facevano il pane, avevano i campi, avevano il frumento, per me era festa grande mangiare il pane, no? E questo sono ricordi che non dimenticherò mai. Dal brutto che ho lasciato qui, io là mi sono trovata, ero una bambina felice, non pensavo a niente. Sembrerà strano, però non avevo, non lo so, la mamma, il papà, ho lasciato troppo brutte cose, no? C'era la camera col letto grande di mamma Olimpia e... No, papà Piero no, non lo chiamavo papà, mamma Olimpia sì, e dopo c'era un letto, dormivo io e la figlia. Una capo e una piedi. Quando sono tornata a scuola qui, ho fatto la quinta, sono andata in latteria a aiutare a fare formaggio, avevo 9-10 anni, neanche forse, qui a Cernievo. Prima ancora, appena venuta da qui lei ha finito la scuola, andavo a tenere 2 bambini che sono ancora vivi, che si ricordano di me, perché i genitori lavoravano nel bosco e io guardavo di questi 2 bambini. Ero loro piccoli e io poco più grande, avrò avuto 9-10 anni. A 13 anni ero a Milano in servizio. 13 anni. Io sono rimasta molto attaccata anche alla mamma della Loretta, il papà è morto giovane, mi ricordo io, e alla mamma Olimpia. Sono andata a trovarla fino alla fine, che poi è mancata. Sì. Sono cose, il bene che ho ricevuto non posso mica dimenticarlo, no? Anche se cresco che vado su con gli anni, però quello che mi hanno dato a me, a loro che ero piccolina, non si può dimenticare, no. Penso che non servano commenti, perché è veramente commovente sentire sempre questa testimonianza. Io è la seconda volta che l'ascolto, come avete visto è una testimonianza che abbiamo raccolto proprio preventivamente a maggio del 2024. E allora, tanto per iniziare, Milena, come nasce la storia dell'ospitalità di queste, chi erano queste donne dell'Udi, le donne di Cerzo, di Aquileia, di quei territori lì? E perché abbiamo pensato di rieditare questo libro? Beh, alcune cose sono già state dette, quindi non è stato dato anche veloce, insomma. E sicuramente è il racconto di una storia per me coinvolgente, cioè veramente coinvolgente. Ok. È talmente coinvolgente dove io trovo anche la passione, no? Le azioni che compiono
soprattutto queste donne, e da un sentimento anche diffuso di solidarietà, di desiderio di pace, di uscire da quei momenti difficili e drammatici di cui avete già parlato. Quella dei nostri paesi. Sì, devo stare ferma. Quella dei nostri paesi non è un'esperienza nata per caso. Antonella ricordava già l'esperienza dei treni dei bambini, quindi da questa idea di Teresa Noce del 45, quando per trovare una casa, un tetto, una scuola, del cibo, dei vestiti per i bambini di Milano, iniziano proprio tutte queste azioni di solidarietà che prima si sviluppano nei confronti dei bambini provenienti dalle città del nord e poi si allargano ai bambini delle città bombardate del sud. Quindi l'idea è raccolta dall'Unione Donne Italiane del Partito Comunista, ma si vede poi anche leggendo dei verbali, anche nel libro di Flavio Fabroni, si coglie come questa richiesta di disponibilità ad accogliere si sviluppa anche nei confronti di altre famiglie con altre idee politiche che vi partecipano. È sempre un'idea e un'azione di solidarietà, secondo me, guidata, non è così, non è spontanea, è guidata, ha uno scopo, è una presenza e pensando ai nostri comuni della Bassa, Gaia, Terzo, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Scudovacca, questo clima di solidarietà non nasce in quel momento e basta, perché è un clima di solidarietà presente nelle nostre comunità e si ancora a precedenti esperienze vissute dalla gran parte delle famiglie durante la lotta clandestina al fascismo con il Soccorso Rosso e durante la resistenza con l'apporto di viveri, bestiali e partigiani alla popolazione attraverso l'indipendenza Montes. La domanda era, per ritornarci, che senso ha rieditare questo libro e cosa c'è di nuovo in questa riedizione? Allora, logicamente parliamo di una riedizione di un libro che era stato pubblicato per volontà principalmente dell'Anqui, ma in collaborazione con i comuni della Bassa e della zona collinare, che da tempo questo libro era esaurito. E questo libro aveva e ha permesso per tanti anni di tenere viva anche la memoria di questa esperienza. E questa riedizione ha più finalità. La prima, che sembra molto semplice ma era essenziale, noi stiamo portando nelle scuole questa esperienza e abbiamo bisogno anche di materiali da poter divulgare, da usare, eccetera. E quindi avere un nuovo testo da poter utilizzare. Procedendo con questo lavoro si è potuto anche fare degli approfondimenti di alcuni capitoli dedicati all'inquadramento storico, aggiornare la parte contenente i dati e i nomi delle famiglie ospitanti e dei bambini ospitati, che secondo noi però deve mantenere sempre un carattere provvisorio, perché Fabroni un giorno gli ho chiesto: ma come avevi fatto tu questa ricerca? Noi stiamo scoprendo tante testimonianze che vanno ad arricchire il suo libro. Mi ha detto: più cerchi e più trovi, e quindi vale questo. Poi c'è stato l'arricchimento con le illustrazioni di Luca Ruffino, che avete visto già anche nel video di Vilma apparirne alcune, le illustrazioni, le foto dei bambini ospitati, alcune foto, e in questo ci ha aiutato molto, ci hanno aiutato le sezioni di Fiumicello e Terzo, e sono delle integrazioni che hanno migliorato, io direi, il libro e che lo rendono ancora di più spendibile.
Però il libro mantiene la struttura così come l'abbiamo conosciuta e si sviluppa principalmente attraverso le testimonianze delle donne oltre la parte storica che hanno vissuto questa esperienza e il racconto dei bambini e delle bambine di allora. Quindi il volume alla parte storica fa seguire il racconto su come all'inizio si sviluppò questa azione di solidarietà e troviamo cronologicamente i riferimenti alla prima riunione delle donne dell'Udia III. Non ci sono documenti, ma si dice probabilmente questa riunione è stata fatta già nel giugno 1945. Poi la fase della ricerca delle famiglie disponibili ad ospitare per inviarne questo bambino, c'era bisogno di agire anche in fretta. E le testimonianze delle donne coinvolte, delle donne che sono andate anche a prendere questi bambini nei diversi paesi. Noi oggi abbiamo visto uno spezzone dell'intervista di Vilma, la scelta che abbiamo fatto di proiettare questa intervista e non altre, video interviste ne abbiamo per il momento delle persone della Bassa altre 7, quindi sarebbe interessante avere questo arricchimento di testimonianze dei vostri luoghi. L'abbiamo scelto per un motivo molto semplice. Se avete colto l'arrivo di Vilma ad Aquilania in piazza Capitolo, dice nessuno ne voleva, c'era Olimpia, si sono guardate e si sono date la mano, che in fondo è il titolo di questo volume. Si sente. Adesso facciamo parlare un po', perché sempre siete tutte curiose e curiosi, facciamo parlare Loretta, che avete visto da piccola nelle foto, ecco, sempre quei capelli ricci. Loretta, quanti anni avevi quando Vilma è arrivata a casa tua? E dopo, il microfono. Datele il microfono. Io avevo 2 anni e mezzo, perché sono del 43, perciò ero piccolina. Quello che so è sempre ho sentito dire, perché me le hanno tutte raccontate. Però dopo siete rimaste amiche tu e Sempre, sì, perché subito negli anni 50 lì avevamo fatto come un patto. Si andava noi in montagna e loro al mare, più di tutto la sorellina, diciamo, di Vilma e io. E poi crescendo siamo persi un po' di vista per qualche anno. Io quando ero già fidanzata andavamo 2 o 3 volte l'anno a trovare la mamma e il papà di Vilma, perché loro erano via, le figlie erano via, però noi andavamo sempre a trovarlo con il mio fidanzato, mio fratello, amiche mie, e si andava spesso, insomma, specialmente più di tutto l'estate, ecco. Ma tu hai conosciuto anche hai ricordo di altri bambini della Bassa o solo di altri bambini ospitati? No, non ti ricordi. Assolutamente no. Tu vai ancora nelle scuole a raccontare questa storia? Invece ho una foto con un'amica di Vilma che noi ci siamo incontrate proprio a casa di Vilma. Sempre. Che era sempre Elena Pileia. Che era la tua da quella. Sì, anche quella ha detto sono venuta a trovare questa famiglia fino alla sua mancanza, insomma, fino che non c'erano. E adesso quando è l'ultima volta che hai visto Vilma? Prego? Quando hai visto Vilma l'ultima volta? L'ultima volta ci siamo visti? Quando fa? Un mese e mezzo fa. Che cosa vi siete dette? Sono curiosa, vi siete raccontate? Perché poi ha conosciuto Milena. Nevio,
e è stata contentissima perché poi siamo venuti a pranzo assieme, così abbiamo parlato, lei raccontava come ha raccontato anche lì nel video, e il giorno che è venuto il Presidente della Repubblica io l'ho chiamata, ho detto guarda che c'è il documentario, allora lei l'ha visto e un'ora dopo mi ha chiamata, mi ha detto mi hai fatto tornare bambina, e io ho detto mi sono immedesimata a te perché vedevo quel video che i cosacchi, i cavalli, quello che lei mi raccontava sempre, e ho vissuto come un momento... l'avete vissuto insieme? Sì, veramente è stato emozionante anche per me. Senti, adesso Ilena, le famiglie, quando affidavano i bambini, perché salivano sul camion, cosa dicevano le donne dell'UDI alle donne di Nimis e di Satmis per rassicurarle? Cioè, che c'era, immagino, la voglia di dire vado do mio figlio perché so che sta bene, perché abbiamo sentito che l'importante era mangiare, ecco, però con che stato d'animo, con che vissuto? Ma mi permettete di leggere un paio di frasi scritte da Lady Cosardi III, che è stata una delle accompagnatrici, che ci aiuta forse anche a capire come loro, donne che andavano a prendere bambini da altre donne, vivevano questo momento. E lei dice, tratto da un suo discorso pronunciato a Faedis nel 2005, mi risulta. Ricordo l'ansia che avevamo quando siamo partite con il camion, perché non sapevamo quante mamme ci avrebbero affidato i loro figli, quindi anche per loro era un'incognita. Noi di Terzo e Aquileia siamo andate a Nimis e grande fu la nostra angoscia quando siamo arrivati in un paese tutto bruciato. Poi in una piccola piazza abbiamo trovato tante mamme ad aspettarci con tanti bambini. Molti di loro piangevano. Le mamme volevano essere rassicurate che i loro figli fossero trattati bene e che sarebbero stati riportati dopo l'inverno a casa. Era stato detto loro che non sarebbero ritornati perché andavano in paesi comunisti. Propaganda in tutti i tempi, dice lei. Ricordo, e non l'ho mai dimenticato, il nostro arrivo a Terzo con questi bambini spaventati che durante il viaggio avevamo cercato di tranquillizzare e abbiamo trovato quasi tutto il paese ad aspettarci. Il parroco di allora fece perfino suonare le campane. È stata una cosa molto commovente e per noi che avevamo organizzato un grande risultato e una grande ricompensa. Quindi il discorso di come hanno vissuto queste donne, credo bambini e donne sono i protagonisti di tutta questa vicenda, no? E la prima ragione è stata quella di tutelare l'infanzia in un momento di emergenza. E parliamo di bambini che sono stati feriti, non mi riferisco alle ferite corporali. Abbiamo sentito No? la guerra all'SS, la guerra all'SS. Di bambini feriti, impauriti, dice anche lei, traumatizzati dall'aver assistito alle violenze, no? E bambini che lasciano i genitori e si recano in luoghi mai visti. Incontrano persone e anche abitudini diverse. Scoprono un mondo sconosciuto che si occupa di loro e dove trovano tutto ciò che in quel momento a loro mancava. È un ribaltamento, secondo me, rispetto a ciò che erano stati costretti a vivere. Un mondo, lo dicono anche altre testimonianze, dove hanno potuto hanno potuto lenire un po' il dolore, i traumi per quanto vissuto e trovare anche affetto e protezione.
Certamente ci risulta che ci sono stati dei bambini che hanno chiesto di tornare a casa, ma la maggior parte di loro invece ha vissuto bene in queste famiglie, ha sviluppato relazioni positive. La testimonianza di Loretta ci indica, altri testimoni hanno raccontato che fino a quando il bambino di allora, la bambina di allora sono rimasti in vita, hanno continuato a sentirsi, a parlarsi. A me ha colpito anche nel racconto di Vilma il suo uso della parola mamma. Lei chiama la signora che lo ospiterà, chiama mamma Olimpia. Quindi le mamme che hanno ospitato, per alcuni di loro, sono viste come le loro mamme, altre mamme. Per quanto riguarda le donne, non so, fare un elenco di tutte loro, delle donne dell'UDI, io credo sia ora anche impossibile, oppure ci si dovrebbe mettere a fare delle ricerche in altri archivi, tra i documenti dell'UDI, tra i documenti delle sezioni, eccetera. E nel libro che ne compaiono tanti, però sicuramente non siamo riusciti a trovare altri nomi da aggiungere con sicurezza. Il loro ruolo, si diceva, è stato centrale, e la loro capacità anche organizzativa, la loro disponibilità, la loro capacità di parlare e convincere le altre mamme, io non so come ce l'hanno fatta, a fidarsi di loro e a consegnare loro i propri figli. E poi pensiamo cosa può significare lasciare il proprio figlio a degli sconosciuti. E dall'altro lato sono donne in cui, in quell'epoca dove il ruolo femminile era prettamente vissuto all'interno della famiglia, con questa azione riescono sicuramente a trasformare la cura verso i bambini in un momento di emancipazione e protagonismo all'interno di un progetto che era sia sociale sia politico. Loretta, tu vai ancora nelle scuole, no? Cosa racconti ai ragazzi di adesso? Perché pensi che sia importante parlare di quelle cose adesso? Mi chiedono come erano trattati nelle famiglie e io, come ripeto, ho sempre raccontato quello che mi è stato detto. E sono stati trattati bene e appunto sono ancora in contatto, insomma, no? Mi chiedono anche, ma vestivano come? Vestivano. La bambina più grande, per esempio in casa mia, che era mia cugina, le passava il vestitino a Vilma, che era un po' più piccola, e quello per lei era una cosa. Questo sempre mi hanno raccontato, la mia cugina mi raccontava, insomma, no? E poi sì, l'affetto che abbiamo avuto sempre fra di noi, insomma, no? Io racconto queste cose e poi rispondo appunto alle domande che mi dicono i bambini. Cosa ti chiedono di solito? Fate come facevate a vestirvi? Come... Sì. Se andavano a scuola, io ripeto, dicevo sì, mi è stato raccontato che andavano a scuola, no? Io purtroppo devo ripetermi per certo. cosa. Ma tu sei stata anche insignita, vedo lì, che l'abbiamo portato apposta, perché l'altra volta che ci siamo incontrate mi avevi detto che avevi ricevuto questo piccolo omaggio, perché e da chi? Perché io so che è del 2001, no? Quando siamo stati invitati, io ho rappresentato la mia famiglia. Sei stata invitata qua a fare
Sì. Sì, questa targa qui a Faedi, sì. E mi sembra che il sindaco, ex sindaco, è anche presente, mi ricordo. E niente, io me la sono tenuta da conto, perché è una cosa bellissima, di riconoscimento molto bello. E lo tieni come ricordo, che l'hai portato oggi. E poi è venuto fuori il momento del libretto. Allora io il primo libretto lì, appunto, che sono andata a prendere lo spunto di quello che ho detto io. Sì. Io Sono Angelo. Fammi domande e io ti dico. dopo magari ti fai le domande di Milena eventualmente, però è bello ed è un peccato, io credo che si sia persa in questi ultimi anni questa possibilità, chiamiamo così, di gemellaggi fra Faedi, Satimis, perché questo è quell'onorificenza, chiamiamola così, quel riconoscimento del 2001, lì c'è il 2005 e quel quadro lì c'è anche, mi diceva Loris Piducchi terzo, ne hanno una copia anche a terzo, ha uno sfondo di un altro colore ma me l'ha fatto vedere. L'artista è questo Manuel Musian che non c'è più e quindi è bello che l'abbiate, diciamo, che sia stato tirato fuori, ma sarebbe bello anche che venisse appeso dove si vede, perché in un momento in cui noi siamo pieni di guerre, abbiamo una guerra, un conflitto russo-ucraino, abbiamo quello che sta succedendo tra Palestina e Israele che si sta allargando al Libano, pensiamo a quelle madri che hanno i bambini morti tra le braccia, che non hanno niente, o quei bambini che mangiano cibo dai sacchetti, cibo proteico dai sacchetti. Ecco, quello che hanno fatto quelle donne nel 1945 dovrebbe essere anche oggi rivalutato e pensare che la solidarietà non è che passa mai di moda, la solidarietà è un sentimento che è dentro anche la nostra Costituzione. Milena, so che c'è un bellissimo progetto per le scuole, come fa il gruppo scuola della Bassa Friulana a mantenere la memoria? Quali sono i progetti per promuovere questa esperienza nelle scuole? Io credo, mi permetto di dire, io credo che le sezioni dell'ANPI, ma anche dei comuni della Bassa stanno ottenendo con una tenacia, no? Con una volontà di far conoscere questa esperienza che non si spegne, però i testimoni sono sempre meno, i ricordi rimangono all'interno delle famiglie, non c'è quel vissuto sociale che all'inizio anche c'era ancora, no? Ci si ritrovava in questa esperienza. Molti non la conoscono. No, sarebbe, scusa se ti interrompo un attimo, sarebbe bello adesso capire se magari fra il pubblico c'è qualche nipote di queste persone, dopo magari se c'è che parli, Quindi, dicevo, con ostinazione, a me piace ricordare sempre il ruolo che ha avuto anche Odillo Zambon, allora presidente della sezione ANPI di Terzo, al momento della stesura, della prima edizione, nel cercare documenti, testimonianze, non possiamo dimenticare che siamo partiti da lì. Oggi ci sono delle idee in campo. Già dall'anno scorso, come sezioni della Bassa, quando dico sezioni, mettiamo 10 sezioni della Bassa, hanno voluto presentare 3 progetti specifici per la realtà di quei comuni e uno di questi è proprio, l'abbiamo chiamato Casa, Cibo e Scuola, bambini dopo la guerra, un progetto educativo per le scuole e l'abbiamo proposto a tutte le scuole
principalmente per la scuola primaria e la secondaria di primo grado. L'abbiamo proposta, abbiamo avuto già l'anno scorso delle buone adesioni. E quello che mi ha sempre colpito, e parlava anche Loretta, è come questa storia riesce a coinvolgere i bambini. Siamo state chiamate verso maggio, no Loretta? Siamo andate a Savogna di Zonzo, in una scuola slovena, una piccolissima classe, dove i bambini, dopo aver ascoltato la testimonianza di Vilma e di Loretta, hanno chiesto alla maestra: adesso telefoniamo a Vilma. E l'hanno fatto per chiedere direttamente a lei altre informazioni. Con questo percorso c'è stata la possibilità di soffermarci su ciò che dicevi tu, ragionare sul significato della parola solidarietà adesso, portando altre esperienze di solidarietà attuali e facendo raccontare ai bambini anche le loro piccole esperienze. Noi sembrano piccole, una classe stava ospitando dei bambini ucraini, un'altra dei bambini ospitati in una comunità, e c'erano una comunità protetta, quindi c'erano dei problemi, e questi bambini, ricordo che uno di loro disse: la solidarietà costa fatica. Non è una cosa così, costa fatica mettersi nei panni degli altri per aiutare. Sono riusciti a ragionare su una metafora del tipo spargiamo semi di memoria per molte cose significa. Quindi noi vorremmo tanto poter continuare queste esperienze, i contatti sono in corso tra dirigenti scolastici del comune, dei comuni di Faedi, penso sia comprensivo il vostro, degli altri comuni, e con il dirigente scolastico dei nostri comuni, e prossimamente assieme a loro, ai rappresentanti delle associazioni e agli amministratori, faremo un incontro per vedere se finalmente riusciamo a svolgere questi percorsi nelle scuole e anche a ritrovarci insieme in una giornata da organizzare. Penso sia questa una delle strade per poter tenere viva la memoria di questa esperienza. Grazie. Io adesso non so se ci sono domande, perché o se Loretta vuol dire ancora qualcosa. Ci sono domande? C'è qualcuno? Ecco. Però vieni a prendere un microfono. Guarda sotto il tavolo. Sotto il tavolo. Quindi qua, dai. Destra. No, guarda, questo, perché questo è già troppo. Io vorrei ringraziare questa sera tutti. Le mamme erano frutte, che è stata ospitata a Fruisel. Mia madre era in tune chiese fra Minis e Tarzini. E stavo ospitata, hanno usato le chiese, e volevo ringraziare. E mia madre è stata davvero contenta di questa esperienza. Era da 33. Io sono di Udine, sono cresciuta a Udine. Mia madre si è sposata a Udine e è stato un mio padre di Girano. Non si sempre stava di sinistra, comunista. Io sono avanti e ringrazio ovviamente tutti. E volevo dire, se è possibile, dai comuni di Nimis, andiamo a fare un appello, se esiste andiamo qualcuno che si può tirare ogni parte non so se arriva a essere d'ora, se come volte tornare a vedere se dai paese sarebbe stato di qualcuno che ok, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Come si chiamava tua mamma? Come si chiamava tua mamma? Ci dici? Eddie? Mia mamma si chiama del medico Ada. Del medico Ada, no, perché così noi andiamo a vedere da chi è stata. Ecco,
Vedi chi che le figlie Frumisello? Figlie di Frumisello. No, non è realista. Così vediamo, no, è il famoso aggiornamento del libro, no? Perché se non si chiede... Dimmi. No, dicevo, adesso vi siete almeno trovati con la sezione. C'è qualcun altro che vuol chiedere qualcosa? Allora, io chiuderei se... Possiamo far scorrere Sì, per ricordare. facciamo vedere un po' di fotografie eventualmente, ecco, così le commenti tu, perché il libro appunto dobbiamo ringraziare anche alcune famiglie proprio della Bassa perché abbiamo potuto arricchire il libro anche con fotografie nuove. Queste sono le foto dei disastri. Sono foto storiche dei momenti e poi per rendere così, come si può dire, anche per ricordare tutte quelle persone che non hanno potuto essere stasera con noi ma si sono dichiarate disponibili per un'intervista e quindi ricordiamo almeno i loro nomi. Ecco, questo è una delle foto, bambini pronti per la partenza, è una delle foto che la sezione anche di Fiumicello è riuscita a recuperare. Le notizie sono quelle che riusciamo a dire questa sera, non ci sono. Tanti di loro hanno detto, ma ci sono anch'io, anche lì me ne sono anch'io tra questi bambini, non lo so. Sono le mamme che salutano. Questa è forse la foto più conosciuta, che sono i bambini arrivati a terzo. E questi sono alcuni momenti vissuti da questi bambini nelle famiglie di Fiumicello e per alcuni di loro siamo riusciti anche a trovare dei nomi. Si vede? Poi abbiamo alcune foto di Levi Cossar, che è l'unica donna tra le organizzatrici ancora in vita, che noi la stiamo corteggiando per intervistarla, ma le condizioni di salute non me lo permettono. E qui è il suo intervento da cui vede che legge l'intervento da cui ho tratto quelle 4 frasi. Sì, quello che ho detto prima, possiamo andare. Eccole qua invece le persone che hanno partecipato alle interviste, abbiamo Vilma e Loretta, e una foto di loro tre, Vilma, Loretta e Silvana, Lidia, scusa, in uno dei momenti in cui loro si sono sempre ritrovate durante l'estate. Primo Furlan di terzo ha partecipato anche a questa raccolta di testimonianze e accanto abbiamo voluto proiettare una poesia da lui scritta per il suo amico che per tanto tempo è stato ospitato a casa sua. E poi abbiamo 3 testimonianze, allora Walter Furlan che è di Aquileia, le altre persone non riesco a leggere così più. Oscar Dean, sì, lassù è di Fiumicello, Renata Lupieri e Valentina Comelli di Fiumicello. Non siamo riusciti a trovare persone, testimoni per i comuni di Ruda e Cervignano, Scodolacre, insomma. Il progetto di prima, alcune immagini, non possiamo proiettare le immagini del lavoro in classe fatto dai bambini. C'è uno storico che accompagna questo percorso come testimone ed è Giorgio Lizzi,
e quindi proiettiamo solo alcuni loro lavori e non le attività di laboratorio per questioni di privacy, visto che ci sono quelle situazioni particolari di cui parlavo prima. E questo doveva essere un attimo la restituzione alla collettività. I bambini poi hanno raccontato alle altre classi e dovevano raccontarle anche alla comunità, in questo caso della Via Aquileia, in occasione del 25 aprile. Grazie. Allora, dopo questa serata insomma abbiamo capito cos'è la solidarietà, cos'è il senso di comunità, cosa vuol dire fare comunità. Io spero che sia stata una serata interessante per tutti. Qui c'è il libro, c'è anche il professor Fabroni, per cui se qualcuno vuole farselo firmare, ecco, e c'è anche Loretta che magari fa un autografo anche lei sul libro. Grazie a tutte e a tutti per la serata.